ritornato qui su ricettine da sballo. Da quanto tempo che non facciamo una bella ricettina da sballo? Noi in questo periodo ne faremo qualcosina in più. Allora ragazzi, vedete tutta questa roba, tutto questo casino di cose, e sto usando tutte cose a oro frigorifero. Però ho notato che avendo questa possibilità di eliminare questi prodotti magicamente, andremo a creare il mio gatto di patate. Logicamente non è inclusa la colla e l'inchiostro e altri tipi di cose. Allora andiamo a testare prima la mozzarella, perché c'ha 3-4 giorni, non so come va. Se non è buona non la mettiamo, quindi andiamo a testare. Se è acida non la mettiamo, se non è acida la utilizziamo. Voilà. Allora poi mettiamo un po' di lardo, un po' di mortadella, che a me piace tantissimo, la scamorza fumé, andiamo a mettere della vasamana cavola, parmigiano reggiano, burro, un uovo sì, e un po' di latte. Così. Adesso però dobbiamo testare la mozzarella e vediamo un po' se è fattibile. Prima di tutto si va con l'odore. Non so, l'odore non è che promette qualcosa di buono. Adesso si va con l'assaggio e confermiamo. No, è buona. Con l'assaggio pure è buona. Sì, si può utilizzare. Quindi la facciamo un po' scolare, non si fa troppa acqua. È fattibile, si può fare. Jeff, quando tu accetti la mozzarella? Lundi? Yesterday, aujourd'hui c'est mercredi. Lundi. Aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi, donc 3 jours. Ma boh, ça va. Vabbè, casomai non continueremo i video, significa che qualcosa è successo di male. Allora, adesso ragazzi ci stiamo preparando le patate. Avevo anche quelle. Quindi stiamo preparando. Io normalmente le sbuccio prima. Ovviamente non c'ho lo schiacciapatate, quindi prendiamo una forchetta. Però prima di iniziare con le schiacciare le patate andremo a tagliarci un po' tutta questa roba. Allora ragazzi, abbiamo preso una una pirofila da forno. Abbiamo praticamente messo un po' di burro e quindi poi abbiamo passato con il pan grattato per evitare che la patata si bruci. Allora, quindi abbiamo tagliato tutto a pezzettini, il burro, una parte del burro è servito per fare questo. Allora, adesso prendiamo le patate, io nel frattempo le schiaccio con la forchetta, perché non ho il schiacciapatate, lo sapete perché non ho lo schiacciapatate? Volete sapere? Perché a Parigi costa 45 euro, a Napoli sta 5 euro. Ogni volta che scendo a Napoli mi dimentico sempre di comprarlo. Comunque non fa niente, le patate sono morbide, si schiacciano sempre. Poi con tutti i liquidi che andranno dentro, quindi l'uovo, il latte, il burro, diventa tutto fluido. Quindi prendo le patate e le schiaccio. Le nostre patate, come vedete, sono belle morbide, si possono schiacciare. Ci sta una cosa da dire, che voi diciamo che lo potete prima preparare le patate, farle raffreddare, quindi poi mettere tutti gli altri ingredienti. Però io non consiglio mai questo, perché essendo le patate calde
subito praticamente sciolgono il burro, quindi si amalgama tutto perfettamente e diventa il nostro gâteau di patate. Quindi fate sempre tutto questo servizio a caldo e cuocetelo pure a caldo, non aspettare che magari si raffredda. Adesso abbiamo schiacciato, come vedete, con facilità le nostre patate. Non aggiungete sale perché avete il sale della pancetta, il sale della mortadella, il sale dei salumi che voi andate a mettere, perché comunque evitate di mettere il prosciutto crudo, perché essendo molto salato, quando il prosciutto crudo viene messo per fare queste cose, praticamente caccia tutto il suo sale e quindi diventa tutto troppo salato. Evitate il prosciutto crudo. Ci sono tanti altri elementi che possono essere messi, la pancetta, la coppa, la mortadella che adoro. Allora, arrivato a questo punto noi andremo a mettere prima il burro, che facciamo sciogliere bene tutto il burro, poi andremo a mettere praticamente i nostri salumi, poi andremo a mettere i formaggi e alla fine andremo a mettere l'uovo e il latte, ok? Voilà. Logicamente io devo lavorare per forza a due mani e quindi adesso logicamente voi aggiungete anche ora un po' di pepe, in modo che il burro si aromatizza al pepe e che si stende bene per tutta la pasta. Quindi adesso io devo lavorare a due mani perché l'impasto si deve lavorare già come se fosse un purè. In fin dei conti poi alla fine, se andate pensando, su per giù è un purè. Quindi andiamo a mettere della mortadella. Ogni elemento deve essere mischiato, ok? Quindi la mortadella e il salume sempre uno alla volta. Allora, nel frattempo che mescolate, ovviamente accendete il vostro forno, che prodotto qua tutto alla fine deve andare in forno caldo. Quindi adesso aggiungiamo un po' di pancetta, non voglio troppo esagerare, va bene così, quella non la mettiamo, e quindi mischiamo. Quindi nel frattempo il nostro composto già si sta raffreddando, quindi abbiamo adesso messo la nostra scamorza, ma non mettetela tutta, cioè una parte rimanetela per sopra. Mozzarella, quindi adesso andiamo a mischiare il tutto. Voilà. Arrivato a questo punto potete mettere qualche fogliolina di quello che volete voi. Potete aggiungere il basilico, potete aggiungere il prezzemolo, potete anche non metterlo, però regalano una nota molto deliziosa. Quindi prezzemolo, basilico, se li avesse a disposizione mettetele giusto un poco, perché danno veramente un bel odore, un bel sapore. Poi andremo a mettere un uovo, mischiamo logicamente sempre tutto, e poi andremo a mettere il latte. Ora, arrivati a questo punto, quando voi mettete il latte, se tutto risulta troppo liquido, potete aggiungere del pan grattato internamente, in modo che si prende un po' tutto il liquido, se lo assorbe lui. Se casomai invece vi risulta un po' cremoso come questo, potete anche evitare di mettere il pan grattato. Vi raccomando sempre, non aggiungete sale, perché avete i salumi che sono salati. Ora aggiungete l'uovo, potete anche metterlo qui con una mano, mischiate il tutto e poi aggiungete il latte e faccio vedere quando allora, arrivato a questo punto, aggiungete il latte, un mezzo bicchiere va benissimo. Ma data di scadenza controllare sempre 17 febbraio, vabbè, ce la facciamo ancora. No, ragazzi, allora io ho aggiunto 2 tazzine di caffè di latte, che non avevo il bicchiere a disposizione e quindi adesso mischiamo. Allora ragazzi, come vedete il composto risulta bello omogeneo, non troppo liquido, quindi non viene una purea. Lo tagliate a fette,
viene viene veramente un buon gâteau. Allora, se sentite l'esigenza di aggiungere altro pepe, lo aggiungete, oppure potete resistere perché magari lo mettete proprio soprattutto insieme al parmigiano reggiano, e che andremo a mettere anche qua dentro, però non voglio troppo esagerare con i formaggi, quindi andremo a mettere giusto un poco di parmigiano reggiano. Voilà. Ora che è praticamente tutto pronto, abbiamo aggiunto anche un po' di parmigiano reggiano, andiamo a mettere, perciò vi ho detto non aggiungete sale perché ci stanno tutti questi ingredienti che sono già salati, alla fine il gâteau risulta salatissimo. Attenzione, ripeto, non mettete mai prosciutto crudo, mai, ok? Allora, adesso lo passiamo in questa piropila e continuiamo. Allora ragazzi, prima di mettere praticamente il formaggio, quello restante, un po' di pangrattato sopra, un po' di pepe, qualche fogliolina di basilico, un pomodorino se lo volete mettere, prendiamo della carta da forno perché dobbiamo livellare questo. Quindi quando prendete la carta da forno la appoggiate sopra e portate a livello tutto. È molto importante perché toglie l'aria che si è formata sotto, quindi alla fine vi evita di avere il gobbo di Notre Dame quando andate a terminare la cottura, perché la bolla d'aria tende ad alzare, un po' come quando si fa il pan di Spagna, no? A volte vi capita che nel pan di Spagna ci sia un po' di gobba perché non si è praticamente livellato bene, che è una cosa importante. Allora, quindi prendete un po' di carta da forno, avete tutto livellato a meraviglia, voilà, si puliscono logicamente i bordi. Prima di pulire i bordi logicamente adesso approfittiamo, mettiamo il pan grattato, quindi potete mettere così con le vostre manine sante, oppure potete prendere un qualcosa, non so, un vibratore, qualcosa che potete mettere il pan grattato. Il pan grattato servirà per fare quella crosticina simpatica, perché comunque si può fare la crosticina considerato il fatto che il pan grattato dovrà essere cotto per 40 minuti, quindi per 40 minuti si crea la crosticina. Voilà, quindi potete aggiungere adesso del pepe, del formaggio, della scamorza, un po' tutte le cosettine sopra e anche qualche pezzettino di burro. Voilà, abbiamo quindi pulito i bordi, adesso logicamente andiamo a pulire il tutto e andiamo a mettere in forno a 200 gradi già riscaldato per 40-45 minuti. Consiglierei più 40 minuti perché altrimenti diviene troppo fermo, quindi lo potete tagliare a fette. 40 minuti invece resta ancora quella morbidezza del gâteau. Intanto se non si riesce a mangiare tutto va bene pure per il giorno dopo, quindi il giorno dopo lo potete tagliare a fette. Voilà, 40 minuti in forno, 40-45 minuti, regolatevi voi. 40 minuti secondo me è l'ideale perché resta morbido, cremoso, però non è troppo molliccio, ecco. Invece 45 minuti è un po' bello fermo, ok? Acqua come piace a voi. A più tardi. Il pomodorino non ce l'avevo, non ce lo mettiamo. Ciao. Me prendre Jeff, me prendre ça. Mais oui. Allora ragazzi, logicamente la provola tende un pochettino anche a bruciacchiarsi un pochettino, però la crosta è bella dorata, pronto. Non è un piatto dietetico, è un bel piatto ipercalorico e pieno di grassi, ok Jeff? Quindi attenzione, giusto un po' di pane, un bel pezzo di gâteau e niente più, perché altrimenti poi la cosa non è buona. Quindi buon appetito a tutti, ciao ciao a tutti. Se volete vi iscrivete, se volete vedete video, se volete commentate, come solito fate con le vostre parolacce, roba va.
Ciao a tutti. Voilà ragazzi, per i non credenti al canale, voilà, vedete? Mangio un altro po', però poi finisce. On a capté l'attention du pays et elle profite d'avoir cette attention pour dire attention, tout homme a droit à la présomption d'innocence. Et donc je trouve que le fait qu'elle se positionne comme ça en disant, en rappelant ça, s'il en reste un petit peu dans cette idée de ne pas faire de démocratie, de jugement populaire, de jugement par internet, etc. Je comprends que ça soit agaçant, mais je trouve que le message qu'il a déjà est intéressant. Je trouve ça un peu par rapport à Vedete come rimane bello cremoso ma denso. Alors, plusieurs choses. Je trouve Tieni que una bava, paradoxal tieni. de È rimasto c'est la qua, feuille tieni. médiatique, en occupant soi-même le centre des médias, c'est tout petit peu. On a un peu parce que regarde par exemple le procureur Mola. Prendi. Il a fait beaucoup de médias, mais c'était pour informer. Pour dire voilà, on en est là. Donc, ça paraît un peu difficile de dénoncer le système médiatique et d'aller occuper les télévisions. Sur le secret d'instruction, je ne serais pas, cher Paul,